Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TG di Prealpina.it. Apriamo con una notizia che a Varese in queste ore sta facendo molto discutere. La pallacanestro Varese lotta per restare in Serie A su due campi, quello giudiziario delineando la strategia difensiva per il ricorso alla Corte Federale d'Appello e quello sportivo con la squadra di Matt Brasi regolarmente al lavoro per prepararsi al match di dopodomani, domenica, contro il Trieste. Vediamo il servizio di Giuseppe Sciascia a cui segue un commento di Antonio Triveri. L'Open Giommetis prova a reagire sul campo e nelle aule di tribunale allo shock della penalizzazione di 16 punti combinata dal tribunale FIP nella giornata di giovedì 13 aprile che l'ha cacciata dal sogno playoff del quinto posto solitario all'incubo Serie 2 nell'attuale ultima posizione a 6 punti dalla zona salvezza. Stamattina, venerdì 14 aprile, Luis Scola ha parlato alla squadra comunicando quello che era accaduto e chiedendo ai giocatori e a coach Matt Brasi di dare il massimo in vista della trasferta di domenica 16 aprile a Trieste, la prima di 5 partite che Varese affronterà per vincerle tutte e per evitare la retrocessione sul campo in attesa del ricorso al secondo grado della giustizia sportiva. Si attendono per lunedì 17 aprile le motivazioni della sentenza, dopo la quale Varese potrà fare la sua mossa. L'auspicio è quello di ottenere un verdetto diverso da questo attuale meno 16 già nella settimana tra il 23 e il 30 aprile, prima della partita casalinga contro Scafati. Intanto si incassano le aperture di credito delle istituzioni, sia il sindaco Galimberti che il governatore della Lombardia Tiglio Fontana hanno espresso solidarietà e vicinanza alla pallacanestro varese, così come comunque i tifosi sono mossi a sostegno del club. Il Basket Siamo Noi svolgerà domani un'assemblea già prevista, ma comunque ha già definito la sua vicinanza alla squadra. Gli arditi invece hanno chiesto alla città di stringersi attorno ai giocatori, raggiungendo il gruppo in partenza per Trieste domani 15 aprile sul piazzale di Masnago per trasmettere alla squadra la propria vicinanza. Eccoci con la pallacanestro Varese, c'è sconcerto, incredulità, rabbia, preoccupazione dopo la sentenza che ha declassato Varese all'ultimo posto della classifica per il caso Tepic. Dopo lo shock appunto di ieri, la pallacanestro Varese si è riunita per preparare la sua linea difensiva che domani racconteremo sulle colonne di Prealpina. Ci si domanda nell'ambiente dei tifosi, della dirigenza, degli sponsor, se la sentenza è equa o eccessivamente severa. Resta però il dramma dell'errore che comunque è stato fatto e ci si interroga sul perché sia stato fatto questo errore, perché non ci sia stato modo di prevenirlo. Intanto la squadra, con tutto il carico emotivo conseguente a questa decisione, domani partirà per Trieste per affrontare una partita che a questo punto potrebbe essere decisiva, perché i punti a questo punto sono preziosi come l'acqua. I tifosi le saranno vicini. E ora la cronaca, andiamo a Nerviano perché è un nervianese, l'eroico Bagnino, che assieme a una collega mercoledì si è reso protagonista del salvataggio di 5 giovani tedeschi che stavano finendo al largo trascinati dalla corrente nel mare di Piombino. Si tratta di Thomas Ancillotti, 47 anni, residente nel comune di Coquodar, ma titolare durante la bella stagione di uno stabilimento balneare, il Thomas Beach, nella frazione di Baratti, località toscana. Il bagnino è entrato in azione dopo un allarme per 5 minorenni, alcuni a nuoto e altri con un materassino, che erano stati portati dalla corrente lontano dalla spiaggia. Il nervianese si è subito lanciato in soccorso con un patino di salvataggio, ha raggiunto presto i naufraghi, ma in 5 su una barca così piccola il peso sarebbe stato eccessivo. Così in soccorso è stata chiamata una collega che con una canoa ha raggiunto i ragazzi. I giovani tedeschi sono stati poi portati in salvo in spiaggia, tra il pianto dei genitori. Per un'altra notizia di cronaca spostiamoci a Castronno, dove un uomo di 58 anni è morto per un attacco cardiaco che l'ha colpito mentre stava facendo legna. Vediamo il servizio di Marco Croci con immagini dell'agenzia Blitz. Tragedia questa mattina a Castronno, nella zona boschiva di via Malpaga. Un uomo di 58 anni è morto mentre tagliava la legna. L'allarme è scattato verso le 10:30 quando l'uomo è stato trovato riverso a terra. Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto in via Malpaga sono accorsi gli agenti della polizia locale, una squadra dei vigili del fuoco e il personale sanitario con ambulanza e automedica del 118. Purtroppo all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 58enne. In base ai primi riscontri, ancora in attesa di conferma, l'uomo sarebbe stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Restiamo sulla cronaca per parlare del fenomeno dell'uso di droga tra i minorenni.
un problema che preoccupa molto anche in provincia di Varese. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti con immagini dell'agenzia Blitz. Dottor Claudio Tosetto, direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Dipendenze della SST Sette Laghi. In questi giorni si parla moltissimo di spaccio, di droga e di tutte le iniziative messe in campo dalle forze dell'ordine e dalla prefettura per arginare il fenomeno dello spaccio nei boschi. Ma qual è la situazione dei vostri utenti e che fascia di età colpisce in questo momento il fenomeno? Allora, la situazione nostra degli utenti dei servizi è più o meno continua il trend che abbiamo sempre avuto. C'è una popolazione sempre più giovane, quindi si parla anche di parecchi minorenni, under 18 anni, coinvolti nel consumo di cannabinoidi, e anche purtroppo da un po' di anni è comparso significativa la cocaina in forma di cocaina pura oppure di crack, a seconda di quello che il mercato offre. Loro, peraltro, alcuni di loro sono anche coinvolti dal mercato, perché alcuni spacciatori adulti li utilizzano come pusher per portare in giro la droga agli utilizzatori finali, insomma, proprio perché essendo minorenni sono meno punibili dei maggiorenni. E sempre in materia di stupefacenti, oggi il prefetto di Varese ha incontrato i sindaci della provincia, nei cui comuni sono aperti negozi che vengono prodotti contenenti cannabinoidi. Il punto della situazione nel servizio della redazione con immagini dell'agenzia Blitz. Stop alla vendita di inflorescenze, foglie, oli e resine di canapa, anche se con percentuale minima di THC, e in provincia di Varese scattano i controlli. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha riunito questa mattina i sindaci dei 16 comuni della provincia, Varese, Albizzate, Arcisate, Castellanza, Accoquio, Gallarate, Gavirate, Besnate, Besozzo, Busto, Cantello, Indunolona, Orino, Saronno, Sesto Calende e Tradate, in cui sono presenti attività commerciali di rivendita dei derivati della cannabis, per informarli della recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite. A fronte della sentenza e della circolare del Ministero dell'Interno, che invita ad avviare attività di monitoraggio e controllo, il prefetto ha quindi convocato il tavolo per mettere a punto un piano d'azione. Ai sindaci dei 16 comuni interessati, si legge nella nota della prefettura, è stato chiesto di inviare una comunicazione a tutti i commercianti del loro territorio perché si uniformino alla normativa. Contemporaneamente, le forze dell'ordine eseguiranno controlli mirati per verificarne il rispetto. E ora spostiamoci ad Arcisate per una curiosa notizia di cronaca. Ha tagliato le orecchie ai suoi cani, 2 dogo argentini, e per questo è stato denunciato per maltrattamento di animale. Il padrone dei cani non ha infatti saputo dimostrare ai carabinieri forestali che il taglio era stato effettuato per motivi sanitari, unica eccezione possibile secondo la normativa vigente per non incorrere nella denuncia. Adesso l'uomo rischia la reclusione da 3 a 18 mesi o in alternativa una multa da 5 a 30.000 euro. E ora spostiamoci a Tradate, dove oggi 200 esperti si sono confrontati su un problema che interessa tantissimi bambini e ragazzi, quello dei disturbi specifici dell'apprendimento. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti. Individuare precocemente i disturbi del neurosviluppo, intervenire per potenziare e superare le difficoltà, non solo con gli strumenti tradizionali, ma sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Di tutto questo si è parlato venerdì 14 aprile nell'aula magna del liceo scientifico Curie di Tradate, in occasione del convegno di cui è stato responsabile scientifico il professor Cristiano Termine, docente dell'Università dell'Insubria e componente dell'equipe della neuropsichiatria infantile della SST Sette Laghi. Si è dunque parlato di come identificare precocemente i disturbi del neurosviluppo
basandosi non solo sugli strumenti classici carta matita, ma anche su quelli offerti dalle nuove tecnologie. Gli obiettivi del corso sono stati di far conoscere a professionisti, insegnanti e genitori l'importanza appunto di un riconoscimento precoce dei disturbi e delle modalità di potenziamento in ambito scolastico. A chiudere lo sport. È prevista per domani pomeriggio la finalissima del campionato italiano di hockey IHL. Sul ghiaccio si sfideranno il Varese e il Caldaro. Vediamo il servizio di Matteo Floccari con immagini dell'agenzia Blitz. Il più incredibile dei finali per la più incredibile delle finali. Per la prima volta nella storia la IHL assegnerà il titolo a gara 7. Domani sera, sabato 15 aprile alle 18:30, Varese e Caldaro chiuderanno il loro duello epico con una partita che chiaramente già a diverse ore prima del disco d'ingaggio ha tutto per entrare nella leggenda, perché metterà fine a una serie bellissima tra due squadre che si sono date battaglia lungo 6 interminabili gare, dai pronostici quasi sempre ribaltati, visto che in 6 di queste partite per 4 volte ha vinto la squadra in trasferta, per cui una volta di più è vietato immaginare quello che potrà succedere, è vietato pensare a quello che sarà, serve solo concentrarsi intorno a questi mastini che dopo aver vinto la Coppa Italia a gennaio hanno tutte le possibilità di fare un bis che sarebbe straordinario, così come straordinaria è stata l'ultima vittoria di giovedì a Caldaro in rimonta, vittoria per 4-2, una vittoria nella quale una volta di più la squadra di Devesa ha fatto vedere di avere un grandissimo cuore, una grandissima volontà e uno spirito davvero da titolo. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.